Lo dico ai responsabili, convertitevi, una volta verrà il giudizio di Dio. Quell'anatema contro la mafia anche ieri è tornato a farsi sentire, ha fatto il giro tra i banchi dell'affollatissimo santuario, è tornato di grande attualità nella nostra terra dopo i freschi 54 arresti dell'operazione Nuova Cupola. A richiamare quelle parole di Giovanni Paolo II urlate al piano San Gregorio, l'arcivescovo di Agrigento le ha scomodate durante il monito forte ed incisivo lanciato in occasione dell'omelia officiata per la prima domenica di San Calogero. Monsignor Montenegro quell'anatema l'ha ripreso, ma poi ci ha messo del suo. Secondo me quel grido ha una continuazione per chi non è mafioso. Vuol dire, ha spiegato, cristiani convertitevi. Non basta dire padre, padre, ma è necessario fare la sua volontà, dire basta alla mafia e al malaffare, alla disonestà e all'ingiustizia. E allora è necessario vivere da cristiani, come fece ai suoi tempi Calogero e oggi padre Puglisi, ha osservato Don Franco, come lui preferisce farsi chiamare. Credere non è sapere le preghiere e recitarle, né partecipare alla processione, ha tuonato, ma richiamando ancora Giovanni Paolo II, significa caricare di speranza la nostra Sicilia e ovviamente la nostra Agrigento, ha aggiunto. Rivolgendosi all'attenta assemblea di fedeli, il pastore della Chiesa agrigentina ha poi suggerito: occorre uscire dalle sacrestie, abitare i territori, vivere da credenti e cittadini adulti e solidali, contrastare la prepotenza con la forza della denuncia e soprattutto serve la testimonianza di una vita buona che non ha paura di andare controcorrente. In buona sostanza, Monsignor Montenegro ha spronato ciascuno a fare la propria parte, così come la fanno polizia e magistratura, ha sottolineato. Il riferimento è stato all'ultimo blitz antimafia, una pagina triste che ci deve fare riflettere, ha proseguito l'arcivescovo, perché la mafia non è solo argomento da romanzi o film, la mafia sono volti e storie vere che oggi si intrecciano ed influiscono sulle nostre storie, sulla storia di questo territorio. Poi ha tracciato il profilo dei mafiosi: sono coloro che usando la prepotenza e la violenza, ha detto, decidono sulla vita e sulle cose altrui, sulle scelte politiche come su quelle economiche. Sono coloro che hanno tutti gli interessi ad incrementare il clientelismo, a seminare sfiducia nell'amministrazione pubblica e dagli autori del male, di questa drammatica piaga sociale, alla terapia per poterla contrastare, terapia che Monsignor Montenegro prescrive avvalendosi proprio di San Calogero. In occasione di questa festa, molte agrigentine, non ha evidenziato, usciranno per le strade a rendere onore a San Calogero e lui, uomo di Dio e amico degli uomini, chiede ai suoi devoti coraggio, decisione, a dire no non solo alla mafia che uccide e minaccia, ma anche alla cultura mafiosa, che non è meno pericolosa.